Perché il tuo... Eccoci qua, ben ritrovati cari telespettatori, siamo di nuovo insieme. L'appuntamento con lo CGIL per parlare questa volta veramente di pensioni, quindi accontentiamo coloro che ci hanno detto ma insomma le pensioni ne parlate se no? Sì, lo facciamo con Massimo Cestaro, segretario dello CGIL del Veneto, riprendiamo quindi il filo. Saluto a tutti. Per le situazioni in essere e per le prospettive, quindi prospettive, vediamo perché leggendo varie voci sembra che non ce ne siano proprio tantissime, ma se ci direte voi come siamo messi. I nostri telespettatori vogliono avere un po' il punto della situazione, quello sì, perché temono che purtroppo non ci siano veramente delle opportunità di rinnovo, di certe opportunità, insomma. Vediamo un po' il quadro. Beh, intanto a luglio sono state erogate le 14esime solamente per alcuni pensionati, quelli che hanno oltre 64 anni di età e diciamo pensioni che si fanno da 1 a 2 volte il minimo, quindi diciamo stiamo parlando ancora di una platea molto ridotta, tant'è che una delle proposte che abbiamo avanzato ai vari governi che negli anni si sono succeduti è quello di ampliare la platea degli aventi diritto. Questo perché? Perché, magari lo vediamo un attimo dopo, il meccanismo della perequazione, che è quel sistema per cui le pensioni vengono adeguate all'inflazione, non sempre funziona, nel senso che tanti pensionati, per scelte che hanno fatto i governi, non hanno gli adeguamenti rispetto all'inflazione. Nel senso che vengono normalmente tutelate le pensioni fino a 4 volte il minimo, che per capirci stiamo parlando di circa 2.000 euro lordi, quindi stiamo parlando di pensioni che sono 1.400, 1.300, 1.400 netti, quindi non pensioni altissime. Quelle normalmente vengono tutelate col 100% rispetto all'aumento del costo della vita, mentre le pensioni eccedenti questa cifra vengono aumentate ma non in misura proporzionale, cioè nel senso l'incremento è ridotto del 30%, 40%, 50%, 70% certo. Man mano che cresce la pensione, ma magari, ripeto, lo vediamo dopo. Quindi adesso le pensioni, qui c'è una slide che abbiamo visto, non so se è possibile. Sì, esatto. Questa è la 14esima, la rimettiamo in onda. Sì, il quadro Veneto. Ah, quella del quadro Veneto, sì, dove c'è un po' un dato insomma, che riguarda i trattamenti pensionistici in Veneto. Si vedono un po', tra l'altro la maggior parte sono donne e con pensioni più basse rispetto agli uomini, e qua una questione annosa, nel senso che le donne hanno mediamente una pensione molto più bassa rispetto ma se hanno anche una retribuzione più bassa tuttora, hanno una retribuzione più bassa, hanno rapporti di lavoro spesso saltuari intermittenti. Infatti, per chi intervengono i tempi di cura, le maternità eccetera, per cui alla fine non solo hanno delle carriere lavorative inferiori rispetto agli uomini per questa ragione. Lo dico tra parentesi, ma se noi guardiamo i dati della scolarità in Italia, le ragazze hanno una scolarità decisamente superiore rispetto agli uomini, ed è una percentuale che si inverte quando i ragazzi incontrano il mondo del lavoro, cioè le carriere più importanti le fanno gli uomini, le carriere più fragili, diciamo, lo fanno le donne. E questo, diciamo, è un tema antico di questo paese, che prima o dopo dovrebbe essere preso per le corna e affrontato. Insomma, cioè non è possibile che noi abbiamo mediamente a livello europeo una scolarità non altissima, siamo nelle ultime posizioni a livello europeo, ma per merito delle ragazze, cioè nel senso la scolarità delle ragazze che ci fa avere il paese, altrimenti saremmo all'ultimo posto dal punto di vista della scolarità. Quello che poi appunto non succede, e il riflesso si vede sui trattamenti pensionistici, per cui le donne
hanno una pensione nettamente inferiore e tra l'altro sono anche molto più degli uomini. Quindi questo è diciamo, il primo dato. Poi qui abbiamo anche quella slide dove sono i dati insomma, chi sono i beneficiari. Sono 350.000 beneficiari in Veneto che abbiano compiuto, come dicevo, 64 anni anche qui per il 74% sono donne. Esatto. Infatti questo è un altro dato. E qui si vede che ci sono 235.000 beneficiari per le pensioni fino a 898 euro, che prendono da 4,37 a 655 euro. Le pensioni un po' più alte hanno una 14esima un po' più bassa. Questo un tentativo è stato fatto di pereguare un po' i trattamenti. Ecco. Però il problema è intanto quello che abbiamo detto, cioè che comunque questi trattamenti economici sono ancora insufficienti per rispondere alle esigenze delle persone. Qui c'è un'altra slide che siamo forse in grado di vedere, l'aumento delle spese degli over 65, dove si vede che negli anni tra il 2021 e 2023 sono aumentate. Certo, la perdita è stata quella che qui si vede, insomma, cioè per una coppia sono 2.800 euro persi, questo per effetto dell'erosione del potere d'acquisto delle pensioni. Per un over 65 da solo l'erosione in soli 3 anni sono di circa 2.000 euro. Quindi questo è il quadro, e questo la dice lunga sul fatto che i meccanismi di tutela del potere d'acquisto delle pensioni non sono adeguati. Questi sono i numeri che parlano. Ora, il problema cosa succederà da qui in avanti? Perché allora, intanto noi abbiamo una inflazione che è significativamente rientrata rispetto agli anni scorsi. Nel senso che negli anni scorsi eravamo tra il 7,5 e l'8% di inflazione, quella definita dal governo, poi in realtà su rilevazioni nostre la spesa, diciamo l'inflazione del carrello della spesa è arrivato anche al 12%. Mentre per il 2025 dovremmo attestarci su un'inflazione molto più bassa, attorno all'1,5%. Anche se adesso comunque l'inflazione è tenuta alta purtroppo da tutto il settore turistico, che coinvolge anche le spese in parte ordinarie, per cui esatto. Questo è un altro problema. Ecco, però qui saremo di fronte a una situazione complicata in autunno, perché il governo non ha aperto nessun tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali sul tema previdenziale. Voglio ricordare che i diversi palliativi che sono stati introdotti negli ultimi anni, quota 100, poi quota 102, poi quota 103, al 31 dicembre di quest'anno muoiono, finiscono. E quindi diciamo dal 1 gennaio 2025 ritorna in campo la Fornero, tale e quale come era stata immaginata a suo tempo. Che voleva dire, traduciamolo per chi non si dovesse ricordare. Che significa i 42 anni e 6 mesi, 7 mesi, 8 mesi a seconda appunto dell'aspettativa di vita di contributi versati, e un'età anagrafica che va verso i 67-68 anni fino ad arrivare nel corso del tempo a 70 anni. Quindi insomma questo è il dato. Siccome ci ricordiamo tutti le promesse di politici che si sono succeduti in questi ultimi anni al governo, cancelleremo la Fornero, ammazzeremo la Fornero, cambieremo la Fornero, eccetera, la Fornero sta lì. Ecco. Diciamo l'avvisaglia che forse non ci siano grandi intenzioni di metterci in mano è stata proprio l'ultima azione fatta da questo governo, che è quota 103, quindi 40
41 anni di contributi e 62 anni di età, le condizioni minime per raggiungere appunto quota 103, però calcolato interamente col sistema contributivo, e cioè con diciamo un danno significativo dal punto di vista del rendimento pensionistico. Ricordo che siamo in infrazione per eccesso di deficit con l'Europa. Perché l'Europa comunque ci ha già detto che noi le pensioni non possiamo aumentarle. Ecco, appunto, che solamente per tenere quelle due azioni del governo, peraltro discutibili, quello del cuneo fiscale e quello della rivisitazione della curva dell'IRPEF, e quindi diciamo come si dice, la flat tax che è stata fatta per gli autonomi, eccetera. Che però hanno aiutato tanti redditi medio-bassi. Anche il taglio dell'IRPEF ha dato una mano a moltissime famiglie che erano a livelli bassi e se lo ripristinano, mettono in crisi, in subbuglio tutto. Sì, so che i livelli bassi ce l'hanno anche i lavoratori dipendenti, non solamente gli autonomi. Allora... No, ma non hanno fatto il taglio del cuneo anche i lavoratori dipendenti? Sì, esatto, però questa roba qua insieme cuba quasi 15 miliardi. Allora... Un attimo che leggo un messaggio, leggo da più parti che il 2023 e 2024 sarebbero anni buoni per andare in pensione anticipata, in quanto i coefficienti di trasformazione sono convenienti, cosa che forse non sarà per il 2025. Mi conviene andare anticipatamente o meglio restare al lavoro? Ora bisogna capire... bisogna vedere, allora bisogna che il signore che ci ascolta, come lui e anche tanti altri, che ci pongono queste domande direttamente, va col suo codice fiscale, prende appuntamento alla sede dello SPCGL e gli fanno il quadro completo, perché ci sono tanti piccoli risvolti che non si può rispondere così, perché ognuno ha il proprio, cioè l'algoritmo copre la propria posizione individuale, anche il giorno in cui hanno incominciato a lavorare o la sospensione, il riscatto militare se è un uomo anziché della laurea, eccetera. Per cui io invito a prendere un appuntamento, facciamo vedere, eccolo qua, bravissimo, dalla regia. Ci hanno messo tutti i numeri telefonici per prendere l'appuntamento o la mail delle sedi e quindi invitiamo a mettersi a contatto. Prego, c'è stato. No, grazie. No, è chiaro che insomma capisco che i telespettatori facciano delle domande, però le variabili sono talmente tante. Sì. No, bisogna fare dei calcoli precisi, voi avete la struttura. Bisogna fare i calcoli precisi, poi appunto se uno è lavoratore pubblico, lavoratore del settore privato, insomma, diciamo che ce n'è per tutti i gusti, ecco. Però dicevo, sono circa 15 miliardi queste due manovre che sono state fatte, e ripeto, un po' discutibili per alcuni versi, che non significa diciamo non aver presente che fasce deboli vanno in qualche modo sostenute, però noi pensiamo ci siano altre strade, ma comunque insomma casomai ne parleremo un po' più avanti. Il punto è che diciamo le pensioni medie sono state tartassate negli ultimi anni, cioè, il potere d'acquisto non è stato adeguato al 100%. Per capirci... Ecco, siccome vorrei che lo spiegasse bene, che i nostri telespettatori ci seguono con calma, mandiamo la pubblicità che incombe e torniamo tra poco, così facciamo anche un esempio poi concreto. Restate con noi sempre sul 19. Eccoci qua. Allora, siamo tornati, riprendiamo un po' il filo del discorso. Diceva, bisogna in qualche modo rivedere ci sarà solo la Fornero pura, per cui con i vari scaglioni di pensionamento, e non sono previste rivalutazioni, giusto? Diciamo che le prime dichiarazioni, per dire quella che abbiamo letto settimana scorsa del sottosegretario al lavoro Durigon, che dice ma non è giusto che venga tutelato il potere d'acquisto anche delle pensioni più alte, che detta così francamente io non capisco cosa voglia dire, cioè la rivalutazione è quel meccanismo che serve a tutelare il potere d'acquisto delle pensioni
va detto in chiaro, i pensionati non hanno i contratti di lavoro per cui si rinnovano i trattamenti economici. Una volta che io perdo €1, lo perdo per tutta la vita. Per capirci, nelle ultime due manovre 23 e 24, nei quali non è stata fatta integralmente la rivalutazione dei trattamenti pensionistici, questo ha significato per il 23 quasi 3 miliardi e mezzo di risparmio dello Stato, ma minori entrate per i pensionati, e nel 24 quasi 7 miliardi. Nel decennio 23-32 la perdita delle pensioni è stata di oltre 61 miliardi. Per capirci, questi sono quattrini che rimangono allo Stato e che non vengono distribuiti ai pensionati. Ora, come dicevo prima, siccome probabilmente l'inflazione calcolata nel 2025 sarà attorno all'1,5-2%, Certo. quindi diciamo tutto sommato un dato non particolarmente eclatante, però già il sottosegretario Durigon dice vabbè, non garantiremo la perequazione per tutte quante le pensioni. Allora, intanto è il caso di dire che questi sono soldi nostri, magari vorremmo discutere noi di che fine fanno i nostri soldi, non che un sottosegretario decide lui diciamo, qual è la parte da tutelare e quella meno. Ma il punto è un altro, cioè come è strutturato il sistema previdenziale e assistenziale in questo Paese. Vedevamo prima il dato delle donne che hanno delle pensioni più basse rispetto agli uomini, ma se pensiamo ai giovani e quelli che sono oggi anche meno giovani, stiamo parlando di quarantenni, cinquantenni, che hanno avuto e hanno tuttora carriere di lavoro discontinue, quindi periodi di lavoro e periodi di non lavoro. Esatto. Quale sarà il trattamento pensionistico per queste persone, per questi lavoratori e lavoratrici, con un sistema che è costruito esclusivamente sui contributi effettivamente versati? Significa che tu avrai delle pensioni da fame e avrai un paese povero. Allora, noi siamo disposti a fare dei ragionamenti anche di tipo solidaristico e provare a immaginare come utilizzare la fiscalità generale guardando, come diciamo spesso, più in là del nostro naso, quindi con un pensiero lungo. Perché se la condizione è questa, noi tra alcuni anni avremo un paese povero. Allora significa fare degli interventi utilizzando anche la fiscalità generale, ma utilizzando anche iniziative che guardino all'allargamento della base produttiva, cioè qui o aumenta l'occupazione e aumenta l'occupazione di qualità, e quindi un'occupazione che abbia un reddito e su quale reddito poi si pagano tasse e contributi. Come diciamo noi spesso, il netto in busta è pane e il lordo è l'impianto dei diritti, cioè sanità, scuola, pensione, assistenza, eccetera. Allora bisogna immaginare cosa sarà il Paese rispetto al fatto che i processi di innovazione tecnologica riducono l'occupazione tradizionale, quindi come immagini di allargare la base produttiva e allargare il sistema previdenziale e assistenziale che renda le condizioni delle persone dignitose. Certo. E quindi questi sono i temi sui quali sarebbe importante aprire un confronto col governo. L'impressione che abbiamo è che le cose, come si dice, vadano come devono andare, senza una capacità di intervento. Ripeto, adesso non è che il sottosegretario Durigon sia, diciamo, però insomma quando lui che è sottosegretario dice, beh vabbè, ma comunque
è chiaro che non garantiremo la perequazione a tutti quanti i pensionati, e lo dice così, en passant. Insomma, ti deve essere chiaro che stai dicendo una cosa che mette le mani in tasca alle persone, quindi non sono battute da fare al vento. Però dice le fasce più alte, quindi quelli che hanno guadagnato, che portano più soldi, quindi Benissimo. a un certo punto che il sindacato stesso dice togliete a chi ha mi di più. verrebbe da dire, volendo fare diciamo il sindacalista vetero, cioè, che siccome la perequazione serve a tutelare il potere di acquisto, c'è chi ha il potere d'acquisto 50, c'è chi ha il potere d'acquisto 70, chi ha il potere d'acquisto 100. Anche nei contratti di lavoro, penso che molti dei nostri telespettatori diciamo, abbiano avuto un contratto di lavoro. I contratti di lavoro si rinnovano in percentuale, sì, ma ci sono quelli che hanno professionalità più elevate, che hanno trattamenti economici più elevati, hanno aumenti contrattuali più elevati di quelli più bassi. Cioè anche nella contrattazione collettiva non ci sono più da sempre, mi verrebbe da dire, gli aumenti uguali per tutti, perché tieni conto di che cosa? Della condizione materiale di quella persona. Però allora leggiamo il messaggio che è arrivato subito un attimo, perché si rifà forse a questo discorso qui, vediamo anche qua, diceva: ma se il cuneo fiscale lo chiedevano tutti, perché dite che è discutibile? Cioè questa è la coperta, da qualche parte va tirata. Perché riguarda solamente i lavoratori dipendenti. È stata usata la fiscalità generale, quella che pagano tutti, certo, per dare una soddisfazione, per carità assolutamente indiscutibile da questo punto di vista, ad alcuni lavoratori, i dipendenti attraverso il cuneo fiscale e gli autonomi attraverso la flat tax. Bene, ma noi diciamo, nel momento in cui si utilizza la fiscalità generale, io dico altre due cose. Le pensioni delle donne le consideriamo o no? Le pensioni di chi ha avuto rapporti di lavoro discontinui li consideriamo o no? Cioè noi non mettiamo in discussione il fatto che va alleggerito il costo del lavoro, è una battaglia nostra da sempre. Ma nel momento in cui utilizzi la fiscalità generale non puoi intervenire solo su un pezzo come diceva il telespettatore, la popolazione. coperta è corta, per cui se no non intervieni su nessuno e siamo nella povertà. Ma se la coperta è corta è perché, ripeto, abbiamo un sistema diciamo, occupazionale particolarmente critico, cioè si dice che sono aumentati i posti di lavoro, ma la retribuzione media è diminuita, il che significa che ci sono tanti lavori che non sono retribuiti adeguatamente. E lo sappiamo, sono rapporti di lavoro saltuari, intermittenti, c'è lavoro nero, c'è una paccata del lavoro nero da far paura. E quindi significa mettere in moto un'azione complessiva, governo, imprese, organizzazioni sindacali, che mettano in fila i problemi che abbiamo di fronte. Noi siamo un paese ricco, ma abbiamo una popolazione che è destinata a diventare povera. Ma ci sarà un problema o no? Bravo Cestaro, le pensioni sono soldi nostri pagati anticipatamente per 40 anni. Io voglio che ci sia una costante rivalutazione come lo Stato per i miei versamenti. È esattamente così. Ripeto, e noi non siamo indisponibili a fare un ragionamento di tipo solidaristico, ma ci mancherebbe, insomma, ce l'abbiamo nel DNA, ma bisogna farlo. No, comunque guardando in proiezione passata, destra, sinistra, centro, a parte che c'è stata per tanti anni centro-sinistra di governo, non si è mai toccato questo cuneo. Questa volta è la prima volta nei secoli che finalmente il cuneo è stato toccato. Sarà per una categoria limitata, però sono quelle categorie dove c'erano le famose famiglie col mutuo sopra i capelli che non riuscivano e che non riescono tuttora. Io ne conosco diverse a sbarcare il lunario, non stiamo parlando dei ricchi, per cui dici almeno hai dato un po' di soldi a queste famiglie. Bene, però... Un attimo, ma come aumentare l'occupazione se teniamo i nostri ragazzi in casa sino a 30 anni e poi vanno all'estero a lavorare? Esatto, anche questo è un altro tema, però attenzione su questo punto, perché anche qua cerchiamo di usare il linguaggio giusto. Lo chiamiamo cuneo fiscale, ma è cuneo contributivo. Sì, certo. Ecco, no, nel senso non è stato ridotto il peso fiscale,
cioè le tasse sulla retribuzione, sono stati ridotti, diciamo, il peso dei contributi e attraverso il fisco coperta quella parte di contributi. Quindi anche qua cuneo fiscale, non è cuneo fiscale, cuneo contributivo. Però di fatto l'importante era far avere qualche soldino in più in busta paga per arrivare a fine mese a molte famiglie. Certo, ma io mi chiedo perché bisogna utilizzare la parte di contributi che non so quanto durerà, perché dicevo prima il costo lavoratori, non è strutturale, Ma allora è un problema in realtà quello che diceva, che forse il nostro mondo del lavoro non è più appetibile per i giovani. Le nostre aziende, più che mai le aziende medio-piccole, sono una forza trainante del nord-est, di tutto quello che sia, però non sono appetibili per i più giovani, perché se no non avremo i giovani che vanno all'estero. Ma di fatto un giovane la famiglia che fa sacrifici, lo manda all'università e tutto quel che si vuole, preparato, bello studiato, ambisce a una certa retribuzione che non la trova qua. No, anche meno in Veneto, la trova all'estero. Tu genitore ti senti di dire, senti, fai una vita misera, hai studiato come un cane, accontentati, forse ti daranno un po' di beneficio, taglio il cuneo fiscale, taglio dei contributi, forse, se no porti a casa quella cifra là, 1.400, 1.600, 1.800, accontentati, il mutuo ti soffocherà, non mettere a mondo figli, perché poi questo è l'altro problema, perché se no non li potrei mantenere. Ti posso aiutare io finché sono in pensione, perché almeno io per i soldi li prendo, ma non è una società questa che va avanti. Assolutamente no. Cioè, per fatto la battuta semplicizzando, ma di fatto questo è il ragionamento. Però la cosa che sarebbe interessante approfondire è capire quali sono le condizioni sociali e economiche che trovano i nostri giovani quando vanno in Germania, quando vanno in Svezia, quando vanno in Francia. No, capisci? Perché se no stiamo parlando di cose, diciamo, astratte. I trattamenti economici, la condizione fiscale, il sostegno alle famiglie, se qualcuno di noi è andato in Francia tu vedi questi giovani con 2 o 3 bimbi, e come mai? Perché sono sostenute, quella è una famiglia sostenuta, i ragazzini per non parlare dei paesi del nord Europa, insomma. Certo. E i nostri giovani che vanno a lavorare fuori, non è che siano contentissimi, io sono convinto che, insomma, mediamente a uno piacerebbe rimanere a casa dove, no, poi per carità è anche bello girare il mondo, però sono le condizioni materiali che trovano in quel paese che sono migliori di quelle in Italia. Sì. Siamo giunti al termine, quindi voi avete delle rivendicazioni, vediamo l'ultima slide delle rivendicazioni per ricordare bene che comunque il sindacato si sta muovendo da questo punto di vista per far sì che le cose possano in qualche modo andare meglio. Quindi rivalutazione piena delle pensioni, rispondendo quindi a quel messaggio che era arrivato. Estensione dei beneficiari e aumento dell'importo della 14ª, c'era il tema 14ª. Vediamo un attimo la slide, le nostre rivendicazioni, se la mettono un secondo in onda. Riforma delle pensioni che superi la famosa legge Monti-Fornero e convocazione del tavolo di confronto con i sindacati sul tema delle pensioni, ovvero a settembre? Vediamo, nel senso che l'anno scorso è andata che diciamo, abbiamo dovuto fare sciopero perché comunque il governo ha proceduto nelle sue intenzioni senza nessun elemento di confronto. Vediamo cosa succederà. L'impressione che abbiamo è che non succeda niente neanche quest'anno, ma ripeto, il tema previdenza e assistenza è un tema che riguarda il sistema paese. Quindi per carità, le cose appunto che abbiamo visto, quota 100, 102, 103, sono stati palliativi messi in campo, per carità va bene, per alcuni 103 è stato un mezzo fiasco, insomma, d'altra parte era previsto, ma non si può andare avanti a spizzichi e bocconi, o tu affronti, prendi il toro per le corna, come sarà questo paese tra 5 anni, 10 anni, e cominci a ragionare su questa roba qua, se no, come si dice, è aria fritta. Massimo Cestaro, grazie di essere stato qui con noi, le auguriamo buona estate. Anche a voi. Grazie ai nostri telespettatori di averci seguito, vi invito tutti a mettervi a contatto, approfittare anche di questo periodo più tranquillo con le sedi dello SPCGL, c'è sempre qualcuno che può darvi una risposta, aiutarvi. Rivedete le puntate dello SPI su YouTube e quindi ci sono tanti temi che sono stati affrontati, sempre di attualità. Fate rivedere il vostro piano pensionistico, basta andare col codice fiscale. Buona estate e naturalmente buon proseguimento seguendo i nostri programmi di TV7. A presto!